L'innovazione nel contesto della crisi di oggi rimane forse l'unica chance per uscire da questa grande crisi e per ripartire. Soldi, idee e innovazione. Per costruire il futuro occorre avere basi solide, ma anche la volontà di investire in tempo di crisi. Centinaia di creativi, ingegneri e giovani pronti a scommettere sul domani si sono dati appuntamento in una villa rinascimentale su iniziativa del Corriere del Veneto, che festeggia 10 anni di vita con un progetto che vuol far vincere ai giovani la paura nel futuro. Il Fondo Italiano di Investimento mette a disposizione 60 milioni per le start-up, i migliori progetti nei campi più disparati, sostenuti da un gruppo di ingegneri riuniti in una sigla M31, un cosiddetto incubatore tecnologico. Immaginate di voler far partire un'impresa. Se voleste perseguire questa avventura, vi piacerebbe avere probabilmente un socio con delle finanze, risorse finanziarie a disposizione, competenze e una rete di contatti da portarvi in dote. M31 sta cercando di fare questo, di raccogliere insieme tutte queste tre cose. Trattenendo qui i cervelli, ma anche consentendo ai cervelli di andare nel mondo globale e consentendo agli altri cervelli che vengono dai paesi europei, dei paesi extraeuropei, consentendo di venire in Italia, ma perché questi possano venire in Italia, l'Italia dovrà essere attrattiva, quindi deve essere secondo me un vortice di cervelli. Finora con questo percorso sono partite 6 società che danno lavoro a un centinaio di persone nei campi più disparati, dal biomedico all'elettronica ai servizi web. Alla giornata è intervenuto anche con un messaggio video il direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli per spiegare le sfide del futuro tra editoria e digitale. Servono però il coraggio e soprattutto la forza di investire anche in questi momenti difficili. In tempo di crisi è importante investire, perché se non si investe la crisi erode il patrimonio e ci si ritrova alla fine della crisi più poveri e meno ricchi. Investendo c'è l'opportunità che con l'eventuale ripartenza dell'economia o anche contribuendo alla ripartenza dell'economia ci si trovi in una posizione anche migliore a quella precedente.